Riprendiamo la linea e la riprendiamo finalmente con una buona notizia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il riconoscimento del Consorzio di tutela dell'Anguria Reggiana IGP, un bel traguardo per un frutto d'eccellenza che l'anno scorso ha visto la produzione di oltre 100.000 quintali di angurio, di cui ben 10.000 hanno potuto fregiarsi del marchio IGP. È venuto però il momento di riaprire con Gabriela Pirazzini la pagina di educazione alimentare, consigli e alimenti corretti in questo periodo di lunga quarantena. Linea Gabriella. L'altra settimana abbiamo affrontato il tema dell'alimentazione da un punto di vista delle bufale, delle fake news, dando però anche qualche consiglio rispetto ad una sana alimentazione con una possibile attività fisica. Questa settimana invece approfondiamo ulteriormente il tema legandoci alle vitamine, perché anche queste pare, insomma, che in questo momento ci possano fare bene. Comunque scopriremo tutto insieme alla dottoressa Francesca Pasqui, che abbiamo in collegamento con noi, dietista e docente di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate al Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell'Università di Bologna. Allora, la prima cosa è ingurgitare vitamine in questo momento è più necessario di prima? Dobbiamo farlo? Possiamo farlo? Anche no, nel senso che non esistono delle evidenze a tutt'oggi che ne supportino l'azione curativa o preventiva contro un'infezione virale. Quindi e lo stesso discorso va fatto ovviamente per le integrazioni, quindi gli integratori non curano questo virus in particolare né tantomeno ci mettono al riparo. Quindi direi che una volta che noi abbiamo assunto la quantità indicata dalle linee guida attraverso la nostra alimentazione, non abbiamo più bisogno di aggiungere altro. Ecco, però ci sono vitamine e vitamine, ci sono due grandi categorie soprattutto per capire a cosa servono di base. Certo, le vitamine sono innanzitutto dei micronutrienti che sono indispensabili per lo svolgimento di determinati processi metabolici. Tradizionalmente sappiamo che sono classificati in base alla loro solubilità, si dividono quindi in nitrosolubili tipo la vitamina, le vitamine del gruppo B, quindi la B12, la B1, i folati, la vitamina B6, la vitamina C, e poi abbiamo le vitamine liposolubili come la A, la D, la E, la K, e quindi diciamo che sono tutte necessarie in piccole quantità per il benessere e la sopravvivenza dell'organismo. Lei ha già citato tutte queste lettere perché le vitamine vanno appunto dalla A alla K come minimo, però ci sono delle caratteristiche che ognuno ha, magari cerchiamo di capire le principali vitamine secondo l'uso e anche quali sono i cibi in cui in questo momento stagionale le possiamo trovare. Certo, se vogliamo cominciare dalla prima lettera, quindi vediamo la vitamina A, retinolo, un alcol chimicamente complesso contenuto negli alimenti di origine animali e anche in composti presenti nei vegetali colorati di rosso, di giallo, che sono denominati caroteni. Sono indispensabili anche queste comunque per il mantenimento dell'integrità delle mucose, per il normale accrescimento corporeo, per il normale meccanismo della visione della luce di debole intensità. Le fonti alimentari, latte e derivati, ma anche le uova, il fegato, le carote, gli spinaci, il melone, le albicocche, quindi siamo in stagione. Le possiamo appunto, come dicevamo prima, ritrovare negli alimenti senza altre necessità. La vitamina B1 che è presente negli alimenti di origine animale, però è particolarmente elevata anche nei cereali integrali, cosa che noi con tutte queste prodotti, diciamo dalle farine in poi tutti raffinati, ne andiamo a togliere un attimo la quantità. Poi abbiamo la B12 per la quale abbiamo raramente un riscontro di carenza per un insufficiente apporto alimentare, mentre si può verificare in presenza di patologie gastriche. La vitamina B12 è comunque nei prodotti di origine animale
è resistente al calore, quindi direi che grossi problemi non ci sono. Abbiamo la vitamina C, di cui ne parlavamo prima, abbiamo la più labile, possiamo considerarla la più labile delle vitamine. La sua presenza negli alimenti viene drasticamente ridotta da processi di cottura e diminuisce sensibilmente anche durante la conservazione con l'esposizione alla luce e all'aria, e quindi diciamo che i prodotti è importantissimo utilizzarli freschi e perché no anche di stagione. In particolare i peperoni, gli agrumi, ma il kiwi, i pomodori, le fragole, insomma la troviamo in, diciamo, abbiamo un'ampia gamma. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la vitamina D, che anche questa è estremamente importante, indispensabile per un normale svolgimento di processi di ossificazione nelle persone in accrescimento, quindi dai bambini agli adulti, e per il normale mantenimento della massa ossea nella persona adulta. Gli anziani sono soprattutto a rischio per la ridotta produzione interna, e si abbassa con l'esposizione alla luce, perché in realtà può essere forse più scarsa rispetto a una persona giovane che esce, che sta al sole, eccetera. Ecco, tra l'altro nella persona di una certa età, in genere in questo caso viene data una dose suppletiva assolutamente sì, infatti la troviamo anche in degli alimenti che proprio non sono così piacevoli, sarebbe il merluzzo che oggi... Esattamente, infatti le fonti alimentari ce ne danno una quantità trascurabile, e quindi assolutamente è necessario spesso un'integrazione, va valutata, controllata, e ovviamente la gestione è sotto controllo medico. Comunque possiamo dire sì, nell'olio di fegato di merluzzo, che nessuno gradisce ovviamente, ma tra i pesci abbiamo, non so, la ringa, abbiamo il salmone, abbiamo anche le uova, il burro, cioè diciamo nelle cose grasse, però ovviamente per raggiungere quella quantità necessaria dovremo mangiarne dei quantitativi industriali, quindi diciamo che spesso appunto è necessaria un'integrazione. Poi non so, se vogliamo continuare il giro, abbiamo la vitamina PP, che è presente sia nel regno animale che nel regno vegetale, e ormai se con un'alimentazione vasta come abitualmente abbiamo, non abbiamo chiaramente più problemi di carenze, tranne che, salvo che per patologie o per diete particolarmente rigorose e ristrette. Chiude il vocabolario la vitamina K. Prende il nome dal fatto di essere un fattore necessario per la coagulazione del sangue. La troviamo nelle verdure, in molte verdure a foglia verde, nelle crucifere, quindi nel fegato, dove ce ne sono buone quantità. E poi un'altra, forse una curiosità più che altro, il tabacco è una delle migliori fonti di vitamina K, e si può pensare che i fumatori riescano però ad assumerne pochissima a fronte del fatto che poi c'è la combustione. Comunque non è il caso di entrare in una indicazione del genere, approvvigionarsi per poi avere dei problemi dall'altra parte. Ecco, tra l'altro oggi c'è questo frutto particolare che è l'aronia, che sarebbe proprio portatore di vitamina K, perché anche in agricoltura ci sono molta, non solo in altri settori. Un'ultimissima battuta, proprio in 30 secondi, se lei ci dovesse imbandire la tavola di primavera, perché è un periodo particolare, in un momento di emergenza sanitaria legata alla pandemia, cosa ci mettiamo? Allora, intanto le vorrei anticipare che secondo me la dieta deve essere cucita addosso ad ognuno di noi proprio come un vestito, però sicuramente ci mettiamo innanzitutto frutta, ci mettiamo verdura, ci mettiamo legumi, ci mettiamo carne o pesce o formaggio alternativamente, quindi come vede sto facendo i riferimenti al classico modello mediterraneo. Poi ovviamente in tutto questo c'è l'importanza di organizzare una preparazione che non sia troppo calorica e quindi non so, e anche saziante, quindi mi viene in mente, non so, un piatto di pasta condito con delle verdure oppure con i legumi, e in questo modo noi riusciamo ad avere una sazietà maggiore, un tempo di saziamento più lungo, e questo è importante per gestire al meglio anche questo periodo di sedentarietà
salutarietà che ci porta ad avere un consumo più ridotto anche a livello calorico. E sempre insisto, ma credo che sia una cosa estremamente importante, cercare di gestire gli alimenti tenuto conto proprio del momento, quindi della loro stagionalità. Questo è un bellissimo messaggio che si lega tra l'altro proprio alla nostra trasmissione con i frutti della terra, con i prodotti della terra. Termina qui la nostra trasmissione di oggi, naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, le vostre mail, potete contattarci, scriverci, insomma siamo sempre a vostra disposizione e stiamo preparando un'altra puntata che arriverà puntuale tra 7 giorni. In collaborazione con